Parla tifo azzurra, scrive al TG Napoli e attiva la campagna per non perderla in prima persona e l'ultima notizia dal Napoli. Il sospiro di sollievo è inevitabile. Agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli incontrerà l'Eintracht Francoforte. Le altre possibili avversarie erano Borussia Dortmund, Lipsia, Club Brugge e soprattutto il Paris Saint-Germain, il vero pericolo dell'Urna di Nyon. Gli azzurri hanno incrociato la squadra che si trovava perfettamente in mezzo nella scala di difficoltà, quinta in Bundesliga, seconda nel proprio girone. Resta comunque una rivale temibile, come ha sottolineato Luciano Spalletti. A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l'Eintracht Francoforte è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile, ha commentato l'allenatore attraverso il sito ufficiale del club. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la sua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.